Allora, siamo un gruppo di testimoni di quell'evento e con questa breve lettera ci rivolgiamo al giornalista di quell'articolo, apparso sulla Nuova Venezia, e riportava il titolo Giorgio Vizzon, ecco la mia verità, e poi ci si dilunga. A questo incontro, dicono quanti mi hanno scritto, non erano 200 le persone come riportato, ma semplicemente 90, compresi gli ex amministratori, quelli rimasti fuori dalla sala non perché non c'era posto all'interno, ma semplicemente hanno deciso di rimanerci, forse perché provenienti da Bibione o forse perché invitati a far numero, si chiedono i nostri interlocutori. Non è assolutamente vero che la stragrande maggioranza dei presenti ha approvato il suo operato, ma è vero il contrario, tant'è vero che la noiosa, per niente esauriente e poco credibile ricostruzione dei fatti da parte del Vizzon, scrivono, ha convinto soltanto quelli di parte, cioè quelli che lo erano già e che conosciamo tutti. In realtà il continuo ricorrere da parte di Vizzon alle spese sostenute dal presidente del CAIB, indicando come l'unica motivazione plausibile del perché assessori e consiglieri di maggioranza insieme a quelli di minoranza lo abbiano dato a casa, non ha convinto quasi nessuno. Questo è quanto abbiamo letto.